Conte nuovo allenatore del Napoli? La risposta dell'allenatore. Ciao napoletani, ma prima di sentire questa notizia bomba, vi chiedo di lasciare un like a questo video così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli Calcio. Andiamo al video. Allenatore da diversi giorni al Napoli, i tifosi sembrano scoraggiati con Garcia e vorrebbero un cambio alla guida tecnica. Non sarà una tappa tranquilla per Rudy Garcia e il suo entourage. La sconfitta per 3-1 allo stadio Maradona contro la Fiorentina ha lasciato tanti dubbi sia nello spogliatoio che tra i tifosi. Quella persa contro i Viola contiene forse una delle peggiori prestazioni stagionali degli azzurri che, per tutta la gara, sono rimasti vittime del ritmo di gioco dei toscani. Sembrava che le difficoltà iniziali fossero state superate e siamo tornati al punto di partenza. Ciò che ha fatto più discutere, oltre allo stile di gioco, sono stati i cambiamenti apportati da Rudy Garcia. Nel primo tempo, in svantaggio, il tecnico francese ha sostituito Jack Raspadori con l'infortunato Zambo Anguissa. Un attaccante al posto di un centrocampista box-to-box sembrava una mossa troppo rischiosa per i tifosi. La pazienza dei tifosi napoletani sembra essere arrivata al limite. Vittoriosa l'anno scorso, quest'anno, dopo 8 turni, la squadra si ritrova a inseguire un posto in Champions League e il distacco dal Milan capolista, -7 punti, comincia a farsi pesante. Una volta arrivata la conferma, per un periodo preciso, da parte della DL, Garcia dovrà ora vincere almeno 3 partite consecutive, Verona, Union Berlino e Milan, per avere più fiducia nella sua posizione. Se fosse stato esonerato, Antonio Conte è sicuramente tra gli allenatori liberi da ricordare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il profilo dell'allenatore salentino piace alla dirigenza, ma a determinate condizioni. Antonio Conte potrebbe candidarsi anche ad altre banche. Manchester United e PSG non stanno attraversando un buon momento e secondo il quotidiano anche questi altri 2 club stanno valutando l'ex bianconero come sostituto. Ditemi napoletani? Secondo voi? È ora di lasciare andare Rudy Garcia? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale, perché è molto importante per la nostra squadra che ci sta in fondo. Grazie. Forza Napoli!